stiamo lavorando, siamo in un pagliaio, cerchiamo il lago. Questo è quello che sta. Cioè, vorrei ricordarvi che 15 contagiati al giorno su 5 milioni di veneti, cioè significano un lago nel pagliaio, noi lo dobbiamo trovare, identificare. Probabilmente abbiamo dei contagiati che si negativizzeranno e finirà là e noi non lo sapremo mai. Sono ore di preoccupazione per la sicurezza della salute dei lavoratori cosiddetti transfrontalieri. Il presidente Zaia lo sottolinea dopo il caso della positività Covid segnalata ieri dall'azienda sanitaria di Bolzano. Si tratta di una persona residente nel Bellunese da tempo in Alto Adige per lavoro. La positività è stata riscontrata nell'ambito dei controlli di routine per un caso di Covid in un collega del lavoratore bellunese che, asintomatico, è rientrato a domicilio senza venire in contatto con persona alcuna. Le attenzioni devono essere massime, perché i lavoratori in linea teorica dovrebbero utilizzare la mascherina, soprattutto in ambienti chiusi e in strutture recettive. Se usi la mascherina non ti infetti, questo è un dato concreto. Attualmente, spiega Sandro Cinquetti, dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 Dolomiti, stiamo eseguendo il tampone a 7 bellunesi segnalati come contatti di una persona della provincia di Bolzano riscontrato positivo al Covid. I tamponi a tappeto sono in corso nel vicino Alto Adige, dove nelle ultime ore è emerso un focolaio in una struttura alberghiera di Sesto Pusteria e per il criterio di massima estensione gli accertamenti sono stati sottoposti anche gli ospiti di un albergo a Passo Montecroce Comelico. Ieri sera al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti è stata comunicata una sospetta positività al SARS-CoV-2 per 4 dipendenti di un'azienda bellunese. L'ULSS Dolomiti in via precauzionale ha isolato le 4 persone segnalate e ha eseguito questa mattina tamponi di controllo sia per gli interessati che per i loro 10 stretti contatti.